Ciao a tutti, il mio nome è Juan Alcuime del Mazorra Island. Siamo in Villa del Bartolta 23, il ristorante si chiama El Paladar de Juan. Questo ristorante, quando il cliente entra, è come entrare in una casa particolare a Cuba. Sono stato lo chef di un importante ristorante a Cuba che si chiama Il Patio, proprio nella piazza della Cattedrale de La Habana. Noi facciamo cucina cubana, tutti i piatti unici accompagnati del riso bianco, fagioli neri e banane fritte. Possono essere piatti di pesce e piatti di carne. Abbiamo anche come specialità il maialino al forno, che è un piatto importantissimo a Cuba, come i gamberetti al rum, i gamberetti all'omari e l'enchilado di gamberi, piuttosto che l'aragosta alla catalana o aragosta in enchilado anche, cioè in umido. Ci sono altri piatti a base di carne, di carne affumicato, che fa la griglia, che si accompagna con una salsa di cipolla cotta, la massa di cerdo fritta, che in pratica sono dei cubetti di maiale macerati con limone, spezie cubana, cumino, origano, alloro, poi si dorano e si saltano in padella. Un piatto che si chiama picadillo, che è molto simile al ragù, è un'altra delle nostre specialità che anche se non è cubana ce l'abbiamo nel nostro ristorante, è la paella valenciana. Prima di io arrivare qua in Italia ho lavorato in Alicante, una provincia di Valencia, in questo ristorante molto particolare. Un saluto agli amici di Love Resto e vi aspetto qui a Cuba.